Ci siamo, tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia, ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita. Scrive così in un post sui social Sabrina Salerno, accanto a una sua foto in una camera dell'ospedale Cafoncello di Treviso, la flebo al braccio, nello sguardo il momento difficile che lei, come tante donne, sta affrontando. Ogni anno in Italia si registrano 55.000 nuovi casi di carcinoma alla mammella, 5.500 in Veneto, 1 migliaio a Treviso. È fondamentale, spiega Alessandro Gava, presidente Lilt Treviso, che le donne in età di screening dai 50 ai 75 anni si sottopongano periodicamente a mammografia, ma un 20% dei tumori si sviluppa in donne al di sotto dei 50 anni. Da qui diventa quanto mai importante la decisione della Regione Veneto. Dal 2025 l'età sarà effettivamente abbassata nel Veneto a 45 anni ed è opportuno anche che tutte le donne, magari dai 30 anni in poi, comincino a fare un progetto di prevenzione che deve essere, noi diciamo, personalizzato. Intanto la Lilt è pronta per l'Ottobre in Rosa con una serie di iniziative per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce che, come ha scritto Sabrina Salerno nel suo post, possono salvare la vita. Proprio grazie all'alta adesione delle donne alle campagne di screening noi possiamo diagnosticare la gran parte dei tumori in stadio iniziale, il che significa avere chance di guarigione intorno al 90%, e quindi è fondamentale che tutte le donne riescano a capire l'importanza di fare prevenzione